Cari ragazzi, care ragazze, eccoci di nuovo sui banchi di scuola. Eccovi nuovamente protagonisti della costruzione della vostra vita e del vostro futuro. Ricordate che le fatiche di oggi saranno la fortuna del domani. Non cercate quindi scorciatoie. Sfruttate ogni momento dell'esperienza formativa che vi viene proposta ed affrontatela con il giusto stupore e curiosità, senza l'arroganza di chi crede di sapere già tutto e di non avere più nulla da imparare. L'esperienza scolastica è quanto di più bello ricorderete quando sarete grandi, per cui coltivate sani rapporti con i vostri compagni e fuggite le cattive compagnie. In questa età in cui vi trasformerete velocemente diventando uomini e donne, lasciatevi guidare dai vostri formatori e parlate tanto con i vostri genitori. Raccontate loro ciò che fate e ciò che siete, in modo che da un giorno all'altro non si trovino con un estraneo in casa. E quindi voi, cari genitori, non dimenticate di essere voi i primi educatori dei vostri figli. La scuola collabora con voi, ma non si sostituisce al vostro ruolo e soprattutto alle vostre responsabilità. Seguite con cura il percorso dei vostri figli, mettendovi in dialogo con loro e mettendovi in dialogo con l'istituzione scolastica. Collaborate controllando opportunamente i registri elettronici, i libretti personali, seguendo le comunicazioni scuola-famiglia, utilizzando qualsiasi strumento digitale o cartaceo e ricordando il valore pedagogico che ciascuno di essi porta in sé. Incoraggiate quindi i vostri figli, dategli tutto il supporto di cui hanno bisogno, ma non togliete a loro le fatiche. Non preoccupatevi se ogni tanto si troveranno a dover affrontare qualche salita o a percorrere qualche strada tortuosa. È cadendo che si impara a camminare. Ai formatori, vogliate bene ai vostri allievi. Preoccupatevi prima di tutto di essere per loro degli educatori che hanno a cuore la loro vita e le loro storie, non semplicemente dei trasmettitori di nozioni o di competenze tecniche. Ricordate il saggio motto: ci vuole un villaggio per educare un giovane. L'educazione è un lavoro di squadra. E infine un pensiero ai politici. In questo momento si sente qualche annuncio della intenzione di estendere l'obbligo formativo ai 18 anni. Stiamo assistendo a una sperimentazione quest'anno in alcune classi per il conseguimento del diploma in 4 anni. Nel 2018-2019, anno formativo, assisteremo all'abolizione dell'ordinamento attuale degli istituti professionali di Stato, il decreto del Presidente della Repubblica 87 del 2010. E inoltre nella nostra regione del Veneto vedremo l'emanazione dei decreti attuativi della legge 8/2017 sul sistema educativo del Veneto. Auspichiamo allora che ci si avvii ad una reale integrazione, ampliamento e differenziazione tra i due sistemi, nell'ottica non più della sussidiarietà integrativa, ma di una sussidiarietà realmente complementare, volta unicamente al conseguimento del bene dei ragazzi e non alla difesa di posizioni ideologiche o preconcette. Allora un caro augurio di buon anno scolastico formativo a tutti quanti voi, con la consapevolezza che il bene dei nostri giovani è il bene del futuro del nostro Paese. Cari ragazzi, care ragazze, buongiorno, sono Paola Vacchina, sono la Presidente Nazionale di Forma, che è l'associazione che riunisce tutti gli enti di formazione presso i quali state per iniziare il vostro anno formativo. Bene, questo breve saluto è per dirvi benvenuti e per augurarvi buon lavoro. Sarà un anno esigente, dovrete impegnarvi, ma siamo anche certi che avrete tante soddisfazioni. Nel vostro centro di formazione troverete tante persone preparate, competenti e molto attente ad accompagnarvi in tutte le fasi del percorso formativo. Penso all'aula, penso al laboratorio, penso agli stage. Potete contare su di loro, su tutti noi. Davvero noi siamo fieri di avervi con noi e vogliamo investire sul vostro futuro, sulle vostre competenze e sulla vostra possibilità di lavorare e di fare migliore la comunità. Bene, allora ancora benvenuti, buon anno formativo e un caro saluto a tutti.
A tutti gli studenti, agli educatori, al mondo della formazione professionale un buon inizio di anno formativo, che quest'anno è un anno scolastico, perché dall'anno scorso, con l'approvazione della legge sul sistema educativo del Veneto, noi abbiamo un sistema unitario. Allora il mio apprezzamento e il mio augurio deve andare all'eccellenza che la formazione professionale ha ormai raggiunto. Se è vero che l'alternanza scuola-lavoro, che per le altre scuole è una novità e per noi invece da anni è un buon sistema di lavoro, un buon metodo di insegnamento, se è vero che i tanti imprenditori cercano di collaborare con le nostre scuole, vengono a scegliere i ragazzi migliori, quelli che hanno studiato bene, che si sono ben presentati, che si comportano nel modo corretto, diventano un loro futuro di collaborazione quasi certo. E beh, è anche vero che quest'anno scolastico io lo vorrei dedicare a dei giovani come voi, che si sono formati nelle scuole del Veneto e nel mondo universitario, che sono andati all'estero per fare esperienza, per cercare un'opportunità di vita e che purtroppo non sono tornati. Per ragioni diverse. Luca Russo è stato ucciso dal terrorismo islamico e noi dobbiamo condannare senza se, senza mai. Dobbiamo chiedere a chi vuole venire qui e stare nelle nostre scuole e ha una fede diversa dalla mia, che sono cristiana, di essere i primi a denunciare il terrorismo islamico. E gli altri due ragazzi, giovani fidanzati, Gloria e Marco, Gloria Trevisano e Marco Gottardi, sono andati all'estero dopo una laurea in architettura, qui non avevano trovato lavoro. Sono giovani che però sono stati apprezzati nel mondo per la loro formazione. A loro voglio dedicare quest'anno scolastico e spero che sia una buona riflessione per tutti, per poter essere sicuri in Italia e per poter avere prospettive di vita.